Quindi i nostri commercianti hanno aderito alla richiesta che parte dall'amministrazione sì, ma dall'associazione Progetto Endometriosi, di far conoscere quella che è questa patologia invalidante che colpisce tantissime donne e che ha bisogno di essere riconosciuta e ha bisogno di avere un sostegno affinché possa in qualche modo trovare delle risposte. È stato un risultato ottimo, direi, perché non è facile collaborare con tutti e i commercianti si sono messi in gioco perché si sono prodigati a diffondere anche sui social immagini e informazioni in merito a questa patologia. E oltre a questo progetto abbiamo anche i fiori della consapevolezza, qui vedete il kit che questo weekend è stato donato in 40 piazze di tutta Italia. E praticamente la delicatezza della gerbera e la forza del girasole rappresentano noi donne affette da l'endometriosi è una malattia cronica invalidante caratterizzata dalla formazione e dalla crescita di tessuto endometriale, cioè che fa parte normalmente della mucosa dell'utero e che cresce in zone dove non dovrebbe esserci, dove non dovrebbe crescere, tipo la cavità addominale, le ovarie, le tubi uterine, la vescica e quant'altro, e determina dei dolori molto intensi che possono comparire durante la fase mestruale o si accentuano durante le mestruazioni o durante l'attività sessuale, ma non solo, anche in contesti diversi da questi. E questa infiammazione cronica può portare a delle formazioni di cicatrici e di aderenze che nei casi più gravi possono anche determinare infertilità.